un intervento legislativo con il quale la Giunta e il presentatore del PDL si propone di intervenire su un tema molto complesso, che è appunto la fattispecie nella quale un soggetto intervenga senza autorizzazione in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico. C'è un caso molto grave di un proprietario, di un soggetto che decide di intervenire in un territorio che è già stato definito dall'autorità competente come un territorio che potremmo definire a rischio per l'equilibrio della nostra regione, e decide di farlo senza avere l'autorizzazione per farlo. Ora, già nel corso della discussione generale noi abbiamo sostenuto come questo tipo di intervento, pur essendo, come dire, comprensibile per un amministratore che deve organizzare e gestire ciò che realmente avviene nella società, sarebbe stato importante, dicevo, che questo tipo di intervento fosse stato fatto in maniera seria. Allora, già di principio noi siamo contrari a qualsiasi tipo di sanatoria, tanto che abbiamo presentato una serie di emendamenti su questo articolo che peraltro decadono, o meglio sono assorbiti dall'emendamento presentato dal relatore, con i quali tentavamo di trasformare quella che voi ci avevate presentato come una sanatoria a tutti gli effetti, cioè hai un terreno sottoposto a vincolo, compi un abuso, c'è un atto che non è stato autorizzato, non importa, puoi regolarizzare. A noi sembra che questa impostazione non sia corretta per quanto riguarda la gestione dei casi concreti e sia anche sbagliata dal punto di vista generale, perché noi stiamo dando ancora una volta in questa regione un messaggio che è un po' fate quello che volete, autorizzati o meno, tanto poi in qualche modo sistemiamo le cose. Ora, è un atteggiamento che noi contrastiamo dal punto di vista ideologico in maniera generale, tant'è che avevamo anche presentato una serie di emendamenti dal più eccessivo, diciamo così, che sopprimeva totalmente l'articolo, ad un'altra serie di emendamenti che tentavano, come tentavo di dire prima, di mettere dei paletti un po' più stringenti rispetto invece alla sanatoria generale che voi avete proposto con questo articolo. Ora lo riscrivete, ma a nostro giudizio nel riscriverlo ancora una volta evitate di affrontare il vero nodo della questione, cioè una volta che c'è un terreno sottoposto a vincolo idrogeologico, una volta che intervieni senza autorizzazione ad intervenire, una volta che lo fai anche con interventi di entità rilevante, come avete confermato bocciando il subemendamento presentato poco fa dalla correlatrice Zottis, noi vi diciamo, se proprio volete sanare come al solito, almeno fatelo dando un messaggio chiaro: devi pagare di più. Cioè le sanzioni previste dalla legislazione nazionale per questo tipo di interventi, in caso di lavori eseguiti in assenza di autorizzazione, devono essere assolutamente più penalizzanti. Se lo fai in difformità dall'autorizzazione, leggermente penalizzanti. Quindi con questo subemendamento noi già accettiamo l'idea che voi ci proponete di costruire una sanatoria per interventi irregolari su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico. Già accettiamo il principio che possono essere anche interventi di entità rilevante, e guardate, quando parliamo di interventi di entità rilevante non parliamo di filosofia, parliamo di cose che su questo territorio sono già avvenute ed avvengono, e dopo questa legge continueranno ad avvenire autorizzati surrettiziamente, come ad esempio il cambiamento di un bosco trasformato in pista da sci. Almeno vi chiediamo che per chi compie atti di questa gravità le sanzioni siano aumentate del 30% se i lavori sono in difformità dal titolo autorizzativo e addirittura dell'80% se sono eseguiti in assenza di titolo autorizzativo. Ricordo peraltro che le sanzioni previste per questi interventi, previste da appunto normativa nazionale, sono sanzioni bassissime, sono sanzioni irrisorie. Rischiamo che a un soggetto convenga fare l'abuso e poi sanare pagando quel po' che c'è da pagare, piuttosto che procedere con l'iter corretto che, come sappiamo, anche per ragioni burocratiche, molto spesso è molto lento. Allora perché devo star lì a perdere tempo a domandare le autorizzazioni, a pagare le cifre corrispondenti all'intervento? Tanto vale farlo in abuso e poi vado in sanatoria, tanto le sanzioni sono le medesime. Ecco, noi crediamo
che almeno sul tema delle sanzioni sia necessario dare un segnale in questa direzione.